28 di aprile del 1794, sa die de sa Sardegna. Su 14 de apidanni del 1993, sa regione sarda ha considerato questa battaglia sa die de sos sardos. E sinnu, de su patriottu sardu a Sorofeu d'Attarios, iscritto dai Francisco Ignazio Mannu, pontare sa pinchi da manna de tutta sa Sardegna. Sa die de sa Sardegna è sa esta de su populu sardu, sa iamenta sos immutini pisperos de sos sardos, e sa die i tutto su populu abbia pesau una rivoluzione ontre sos piemontezos e ontra su viceré Balbiano, su 28 di aprile de su 1794. Sos sardos furono dimandando de essi pus autonomos, ma su governo piemontese li aveva bozzato tutte queste pretesas. Dunque, sos imprenditores, pares in tutto su popolo, avevano pesato la rivoluzione. Questa ribellione fu incominciata dai sos anni 80 de sus 700, vinta a sos anni 90, to anni tutto s'isola. Sa voluto per un anno su stesso anno, su viceré, aveva dato arrestare due capos de su partito de sa patria sarda, sos avvocados Vincenzo Cabras e Efisio Pintor. E su 28 di aprile del 1794, su popolo sardo inquieto e tutto un cordo, aveva deciso di mandare da Sardegna su viceré Balbiano e sos piemontesos. Un mese a pustir de sa battaglia, los avevano imbarcados in sa orza e torraus a mandare a sa terra Isoro. A pustir de 200 anni sa regione sarda ha deciso di avere una legge, sa numero 44, può considerare questa battaglia sa die de sos sardos. Da su 14 de apidanni del 1993 sa festa sa die de sa Sardegna.